Attenzione, divertiamoci, ma questa è la settimana della ricerca. Eh sì, la ricerca. 1700 giovani scienziati hanno vinto un concorso, sì, per la ricerca del posto di lavoro. Ecco che cosa hanno vinto. Eppure il presidente Ciampi l'ha anche detto, Questi ragazzi fanno la fame, hanno stipendi da fame. E nella cerimonia che li ha festeggiati, nella giornata della ricerca, il presidente l'ha detto chiaro, bisogna impedire la fuga di cervelli. Poi ha guardato la faccia dei 2 sottosegretari e 3 ministri e ha detto no, troppo tardi, se ne sono già andati. Questa è la sofferenza vera. Dobbiamo parlare di ricerca. E parlare di scienza. Parlare di scienza non è facile, ci vogliono le parole giuste. Noi abbiamo l'uomo giusto al posto giusto. Abbiamo un grande divulgatore scientifico, il professor Serafino. Buonasera. One, two, three, si sente bene? One, two, three, test. Buonasera, un Topolino. Allora, professore, mi dica. Innanzitutto, bentornato Bulldozer. Bene, ecco, cosa ci propone stasera? Ma questa sera, diciamo, io vi propono un pezzo che... no, vi propono. Lei propone, io propono. Ci mancherebbe altro. Allora, un pezzo che riguarda, diciamo, che è una performance che riguarda la spiegazione dell'evoluzione della specie. Beh, non è male, questo è un argomento molto interessante. Di Charlie Darwin. Charlie Brown, ma Charles Darwin. No. Charles all'anagrafe, giustamente, no, ha ragione, perché, Charlie perché, diciamo, dal mio sbinonno si faceva chiamare Charlie perché erano amici, diciamo, e si faceva chiamare Charlie. Perciò, vabbè, ma questo lasciamo perdere, non è che dobbiamo... Allora, quindi, inizio definitivamente, dottor Pedro, allora. Quindi, l'evoluzione della specie. Allora, il primo essere vivente completo della Terra fu il topo. Non mi risulta, però se lei dice... No, se ce lo dico io che sono professore, punto. Perché? Perché il secondo essere vivente completo della Terra furono le rane. Le rane, sì, che non erano animali, erano, diciamo, animali sottomarini, animali fibi, diciamo, erano. Fibi, che fibi? Le fibi stanno sui mocassini, sì, vero, perché fibi se erano rani, fibi sono rani. Femmine, vero? Vabbè, allora, questi topi, essendo degli animali omnivori che mangiano giusto, omnivori perché mangiavano ogni cosa, giustamente, ha ragione. Anche io sbaglio ogni tanto, non è che... Beh, allora, basta, sì, per cortesia, allora, basta. Allora, questi animali, questi topi, essendo onnivori, prendevano queste povere rane, e se le mangiavano. Ma qualche topo, sicuramente qualche topo privo di scrupoli, aveva preso una rana, ma in cambio di mangiarsela si imbrindarono tra essi e diedero vita a un nuovo essere vivente. Cosa vuol dire si imbrindarono? Si imbrindarono, dottor Pedolì, brindano le rane coi topi. Come quando lei per esempio prende un bassotto e un bastone tedesco, no? No. Quello che nasce si chiama imbrindo. No, si chiama ibrido, è un ibrido. Vabbè, imbrindo, sempre bastardo vabbè, ma non si deve fare questi paragoni, professore. Sempre. Lasciamo perdere, professore, andiamo al dunque. A cercare il pelo della virgola. Bene, questa, diciamo... quindi... Ma si sente il microfono? No, molto bene, vado a chiudere, quindi... Ma lei sempre con stu quindi proprio... la gente vuole sapere. E quindi... Sì. Quindi? E quindi, giustamente questi nostri certi amici si staranno certamente chiedendo, dice, ma questi topi, dice, ma come puono essere diventati uomini, diciamo, ma cosa come puono? Innanzitutto Charles Darwin non ha detto questo, lui ha detto che noi deriviamo dalle scimmie, non dai topi, dai ratmusche. Non è possibile, noi deriviamo dalle scimmie. Questo io non c'entro, questo non c'entra? Chi c'entra? Lei che lo spiega? Non lo so, magari se qualche scimmia pure... morale? C'è una morale? E infatti la morale è che questi sono i grandi quesiti che la scienza ci pone. Ma allora io mi pono, ma questa scienza che è così più intelligente, così rudimentosa, così più evolta di noi, evoluta. Ma non sempre evoluta, a volte alcuni non la vogliono, così che c'è una certa esperienza, una certa posizione, minchia, ma perché questi quesiti? Perché non si risolve per i fatti suoi, ma posso fare tutto io, ma non l'ho capito. Va bene, grazie professor Serafino, lei ci ha illuminato, anche questa volta togliamo l'illuminazione. Non posso risolvere tutto io. Ma io mi domando come possono certe trasmissioni televisive far senza Serafino? No, scusa, no.
come puono, cioè come puono le trasmissioni. Vabbè, tu ti diverti? Come puono? Tu ti diverti a mettermi in difficoltà su Serafino? No,